Focolaio Covid tra i cittadini di rientro dalle ferie dall'area balcanica, sale a 299 il numero di positivi e si aggrava anche il bilancio dei ricoverati. In 50 sono finiti all'ospedale a causa dell'infezione provocata dal coronavirus, 4 in più di ieri, e altri 2, un 60enne ed un 79enne, sono in terapia intensiva. Poco meno della metà dei ricoverati è sotto i 30 anni. Stabile il numero dei macedoni contagiati, 135, mentre sale notevolmente quello di altre nazionalità sempre dell'area balcanica, 67 del Kosovo, 50 albanesi, 29 rumeni, 18 moldavi. Tra gli stranieri oggi si registrano anche 13 persone provenienti dal Marocco. Complessivamente il 40% degli attualmente positivi nella Marca è rientrato da un paese straniero, la stragrande maggioranza dall'area balcanica, e la maggior parte, oltre a non essere vaccinata, non ha rispettato le norme previste per i rientri da questi paesi, cioè la quarantena con tampone alla fine. L'azienda sanitaria sta valutando in queste ore la segnalazione alle autorità competenti per le sanzioni amministrative. Il maxi focolaio ha fatto salire ovviamente anche la percentuale delle positività nella Marca, che ora è complessivamente a 90 casi ogni 100.000 abitanti, con numeri ben più alti nei comuni dell'Asolano.